Pronto? Buongiorno, parlo con la dottoressa Massini. Prego, mi dica. Le ho telefonato perché ho avuto un grosso problema. Da un po' di tempo la mia vita è cambiata. Ho perso il lavoro, ho perso la casa, la macchina, mi sento depresso. E cosa c'entro io con i suoi problemi? Posso parlare 2 minuti gentilmente? Sì, ma faccia in fretta perché ho da fare. Ieri sera mi sono ubriacato e ho sentito l'esigenza di andare con una prostituta. Ci sono E andato. allora? Immagini che dopo il rapporto non ho voluto neanche soldi. Sì, ma... Ma la cosa che mi è rimasta impressa, sa cos'è? Quella bella casa che aveva, tutto quel lusso, mobili antichi. A un certo punto ci ho detto, scusami, ma tu quanto guadagni? Lei mi fa 15.000 euro al mese. Oh, 15.000 euro al mese. Dottoressa, io ho l'esigenza, questa esigenza che lei mi deve tagliare l'uccello, per favore. ma lei che problemi ha, mi scusi? Ma la smetta? Lei mi deve operare subito. Voglio diventare donna a sangue dello purceggio. Ma non è una cosa facile, ma su, via. Tanto lei, dottoressa, che problemi ha? A tagliare 24 centimetri di uccello. Quanto? 24, 23 e mezzo. No, lei deve essere preciso, 23 o 24? Le per lì siamo, va. Bene. E lei vuole togliere un uccello di 24 centimetri per diventare donna? Ma la smetta, ma lei è un pazzo. Piuttosto diamoci del tu. Sì, diamoci del tu, ma il problema resta. Sempre 24 centimetri ne deve tagliare. Scusa Ciccio, ma tu quanti anni hai? A 48. E come sei fatto? Sono alto 1,80 m, ho i capelli biondi, gli occhi azzurri. Mi dicono che assomiglio un pochino a Richard Gere. Bene. Ma questo non mi interessa a me, dottoressa. Sì, ma interessa a me, Ciccio. Io voglio diventare donna. Mai, ma non sia mai. Io ti offro un posto di lavoro come segretario nella mia clinica con un assegno pari a 5.000 euro al mese. Ti va, Richard? Ma sta parlando seriamente? Ma certo che parlo sul serio. Mi crede che mi sto emozionando. Forse è la prima persona che riesce a capirmi. Oh, come ti capisco, ma da dove chiami? Io chiamo da Sant'Agata Militello, in provincia di Messina. E allora cosa aspetti? Vieni. E come faccio? Il taxi, come lo pago il taxi? Dottoressa, mi ha capito che sono a zero. Sciocchezze, ma non ti preoccupare, lo pago io il taxi. Lo paga lei? Sì, Ciccio 24. Te lo pago io. Dottoressa, a così dici. E a così facciamo. Sbrigati. Certo che mi sbrigo, mi aspetti. Aveva ragione mio nonno Cammano, quando mi diceva Nepotello, Cicineddo, Camazza a travagliare, Camazza se fanno i soldi, Camazza.